il nostro dialetto è una lingua riconosciuta dall'UNESCO. Invece poi io per difendermi, accetto questa cosa, ascolta, perché lì per lì... Diciamo che c'è una cosa da sfatare su questo però, perché non è riconosciuta dall'UNESCO. Non è riconosciuta dall'UNESCO? dall'UNESCO. È riconosciuta come lingua in pericolo dall'UNESCO. Che se pure ci abbiamo imparato. Dici, dai. Sì, allora, nel sito dell'UNESCO, il napoletano, però il napoletano inteso come da Napoli e per tutto il meridione, perché ovviamente è un'eredità del vecchio regno, quello delle due Sicilie, di Napoli e via discorrendo. Però siccome è cambiato nel tempo, per esempio Mare Chiaro è scritto in una forma, quando sponda la luna, pure il lipisce, poi sono diventate i pisci, che sono le... Quella è l'evoluzione linguistica. È l'evoluzione, perché poi noi abbiamo una lingua, sì, perché noi abbiamo un repertorio teatrale, autoriale e musicale e letterario, quindi di conseguenza è a tutti gli effetti una lingua, anche se è una lingua diventata ospite nel tempo, perché poi si è unita all'Italia e di conseguenza noi siamo diventati parte. Napoli non è stata più capitale, però è una delle capitali del Mediterraneo, lo è stata sempre prima ancora che nascesse il termine Italia. Però purtroppo, almeno nel sito dell'UNESCO, è in pericolo di estinzione se non si preserva questa lingua. Ecco. E quindi dobbiamo incominciare a dare un po' più di attenzione, sia grammaticalmente, perché noi cominciamo a scrivere il codice fiscale, taggia, riccia, invece no, ci sono delle lettere mute, ci sono dei termini che si sono evoluti nel tempo. Quindi diciamo che non la stiamo preservando come lingua. Dobbiamo preservarla, e questo tipo di lavoro è una forma di salvaguardia di questo nostro bagaglio, di cui noi non siamo padroni, noi siamo custodi, quindi non ci appartiene, perché ce la siamo ritrovata noi dai nostri padri, nonni, bisnonni, e dobbiamo lasciarla ai nostri figli, nipoti e pronipoti. Quindi trattiamola bene Napoli e il suo bagaglio. Andiamo a sentire un po' questi brani, diciamo. Va benissimo il folklore, tutto cose, come però... si faceva nell'Ottocento, che facevano le fotografie degli scugnizzi con lo spaghetto, perché era proprio la cartolina turistica questa, che poi purtroppo ci siamo troppo immedesimati. Però ricordiamoci che è la patria di tante cose. Napoli, come ogni regione, per carità, c'ha il suo bagaglio. Poi siamo tutti quanti sotto Mamma Italia, e ben venga così, perché noi divisi non è che potremmo fare tante cose. Uniti, senza ci appiccicare, possiamo farne tanti.